bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi mi trovo a Valli del Pasubio. Andremo a fare insieme un percorso che si chiama le Vie dell'Acqua, un percorso adatto un po' a tutti quanti, attraverso le varie contrade che ci sono in zona. Cammineremo a fianco al torrente Leogra, che potete già vedere qui alle mie spalle. Ho lasciato la macchina in centro a Valli del Pasubio, vicino al parco giochi. Poi ho attraversato un ponticello e adesso mi ritrovo qui. Attraverserò questo ponte e comincerò il sentiero della Via dell'Acqua. Quindi vamos, let's go! Cartellonistica, ok, si va. Possiamo già vedere qui l'indicazione scritta gigantesca. Siamo vicini alla casa di riposo e noi saliamo. Vediamo che sorprese ci riserverà questa giornata. In tutto il percorso possiamo incontrare anche una cartellonistica che ci spiegherà cosa stiamo andando a visitare e a vedere. La prima insegna parla del torrente Leogra, che è proprio qui sotto. Vedete, ci sono anche dei tavolini per un picnic volendo. Sembra proprio ben attrezzato. Questo è un punto interessante perché si può ammirare come il torrente Leogra fluisca, però qui c'è una chiusa che crea questa sorta di roggia e ad un certo punto sono talmente così vicini i due corsi d'acqua che è un posto davvero suggestivo.
siamo tutti visitatori di questo tempo e questo luogo lo stiamo solo attraversando. È una frase molto potente, proprio qui di fronte al Pasubio potete forse vedere, anzi venite a fare questo percorso perché laggiù vedrete sempre l'ossario che vi accompagna, la maestosità del Pasubio di fronte a voi. Sapete che è una montagna che a me suggestiono sempre, tanto che l'ho anche cantata in una canzone degli Arcana Opera. Ciao ragazze, salutatevi. Ciao. Così vi vedete. Bene. Qui siamo in contrada Bariola dove ogni anno a Natale fanno i presepi ed è una cosa interessante, molto bella, molto sentita in questa zona. E vi auguro di avere modo di poterlo vedere se vi capita l'occasione. Interessante da segnalare che da qui passa anche la Romea Strata, la via Vicezia, che sarebbe quella che collega Rovereto a Vicenza. Chissà se in un domani magari può succedere che ve lo porto. E da qui proseguiamo. Tanto è indicato tutto quanto molto bene. Risalendo il Leogra ci si rende conto di quanto venga sfruttata la sua potenza, il suo flusso, perché qui abbiamo una centrale idroelettrica della metà dell'Ottocento più o meno. Davvero interessante. Qui la strada sale un po'. E noi andiamo a scoprire cosa ci riserva questa via dell'acqua. Qui a contrada Rivacalta la strada si suddivide in due, o si procede di qua per il percorso più breve, diciamo, oppure si sale di qua. Tutto comunque è indicato molto bene.
questo è il rientro più lungo. Ad un certo punto la strada del ritorno si ricollega con il percorso che avevamo fatto all'andata, quindi si torna per la stessa strada. Il percorso è simpatico, più o meno sono 12 km e lo consiglio a tutti perché tanto è godibile. Farlo in primavera o in autunno secondo me è il periodo migliore. Oggi vi devo dire che ho fatto questo percorso anche con l'intenzione di provare per la prima volta un paio di scarpe, queste Asics Trabucco 12, che se vorrete ve le recensirò a mio modo prossimamente, fatemelo sapere sotto qui nei commenti. E le sto utilizzando perché ho in programma il cammino di quest'anno e il cammino di quest'anno io ve lo dirò in un prossimo video. Quindi iscrivetevi al canale, scrivetemi sotto le solite cose belle, i soliti contenuti social e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, un bel like, tutte le cose belle. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!